Va ora in onda la rassegna stampa. He's so fine, I never see you leaving by the back door. Hot time, get him on a easy. I don't mind, come on over see me. Ragdoll, baby, won't you do me like you done before? I'm feeling like bad boy, but just like bad boy. I'm ripping up a ragdoll, like throwing away an old toy. Some babies talking real loud, talking all about the new crowd. Try to tell me I'm an old dream, a new version of the old scene. Speak easy on the grapevine, I keep shuffling in the shoe shine. Oh, take it easy, do it till you dizzy. Give it all you got until you put it up your victory. Ragdoll, living in a movie. Hot champ, daddy's little cutie. You're so fine, I never see you leaving by the back door. Man, hot times, get it while it's easy. I don't mind, come on up and see me. Ragdoll, baby, won't you do me like you done before? Yes, I'm moving. Yes, I'm moving. Getting ready for the big time. Tap dancing on landmine. Yes, I'm moving. Yes, I'm moving. Up to the Lizzie, do it till you dizzy. Give it all you got until you put it on your history. Ragdoll, living in a movie. Hot tramp, daddy's in a cutie. You're so fine, I never see you leaving out the back door. Hot time, get it while it's easy. I don't mind, come on up and see me. Ragdoll, never won't you do it, never won't you do it, never won't you do it like you done before. Yes, I'm moving. Yes, I'm moving. Get ready for the big time. Get crazy on the moonshine. Yes, I'm moving. I'm ready, moving. Sludge and busy. Do it till you dizzy. Give it all you gotta take it, put it on your memory. Ragdoll, living in a movie. Hot train, daddy's in the cutie. You're so fine, I never see you leaving on the back door. Man, hot time, get it while it's easy. I don't mind, come on up and see me. Ragdoll, never won't you do me like you done before. Ragdoll, living in a movie. Hot train, daddy's in the cutie. You're so fine, I never see you leaving on the back door. Man, hot time, get it while it's easy. I don't mind, come on up and see me. Ragdoll, never won't you do me like you done before. Buenos dias, buongiorno a tutti quanti voi, una cordiale giornata, gentili ascoltatori, e benvenuti alla rassegna stampa. Sono le ore 8:35 di oggi, venerdì 21 agosto 2026. Entrate pure qua all'interno di questo consueto appuntamento mattutino di informazione, perché Radio Libertà vi spalanca le porte dello spazio con la lettura del meglio dei giornali cartacei odierni in edicola, il tutto in compagnia del sottoscritto Lorenzo Grossi, vergognosamente padrone di casa provvisorio di tale fascia oraria. Ne approfitto
per mandare un caloroso e affettuoso saluto al qui presente Francesco, regista ipervalidissimo e più che mai prezioso. Vi ricordo e vi esorto a visitare il sito ufficiale di Radio Libertà, www.radioliberta.net, e là avrete modo di riascoltare le puntate di tutte le vostre trasmissioni preferite nel caso ve le foste perse in diretta. Quindi potrete riascoltare tutti gli editoriali liberamente, le interviste parlando liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, tutto il meglio della rassegna stampa e poi tutti i vari programmi che man mano nelle prossime settimane, nei prossimi giorni ritorneranno regolarmente in onda in diretta, a partire dagli Autodafè di Giulio Cainarca, poi Gli Scorretti, Ragioniamoci Sopra, Te la ridò io l'America, Pop Economia, Secret Non, Guest Star, Spazio Più, Lega e dintorni, che in realtà continua ad andare in onda tutti i mercoledì pomeriggio, e poi tutti i qui Parlamento. Gli Aerosmith, dunque, per cominciare in maniera titaneggiante questa giornata che ci porta dritti dritti verso il weekend. La canzone era Ragdoll del 1987, il titolo si può tradurre letteralmente in bambola di pezza, non quella di Lundini, ma diciamo che più che di pezza sembrerebbe che l'Europa che abbiamo davanti a noi sia fatta a pezzi, soprattutto sulla questione dei migranti. Io e Francesco non lo siamo ancora a pezzi, e anzi vi invitiamo qua in splendida forma, confermandovi che potete scriverci un messaggio WhatsApp al numero 340 670 9659, e cercheremo di dare voce a tutti coloro che vorranno esprimere le proprie pacate e concise opinioni. E poi dalle 10.05 circa linee aperte telefoniche, quindi solo allora vi darò l'ok per chiamare allo 02 92 94 7222. E allora la pagina internazionale si apre proprio con le novità arrivate nel tardo pomeriggio di ieri, perché, come scrive giustamente il Corriere della Sera nel titolo che si può vedere nel ritaglio alto, l'Europa è sempre più spaccata sui migranti. Rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Ce ne parlano Simone Canettieri e Irene Soave, perché si inasprisce l'emergenza migranti. L'Europa è sempre più divisa. Dopo Germania e Svizzera, anche Svezia e Finlandia rimandano indietro i migranti in Italia. Il numero di richiedenti asilo che i paesi scandinavi intendono rimandare in Italia è ancora da definire, come lo sono ancora quelli di Germania e Austria, mentre dalla Svizzera sarebbero circa 200. Andiamo ad approfondire meglio il tema nelle pagine 2 e 3 del quotidiano di Via Solferino. Altri migranti rimpatriati ora anche da Finlandia e Svezia, come la Germania, e la Spagna ne approfitta per in qualche modo pungerci, e noi siamo contro, e l'opposizione attacca. Boomerang per la Premier. Nell'articolo che possiamo trovare a pagina 2 si parla dell'annuncio che è arrivato ieri da parte di Helsinki, dal governo finlandese. È stato detto che è importante che le norme sulla responsabilità per l'esame delle richieste d'asilo siano applicate correttamente, e riteniamo che l'entrata in vigore del patto consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, recita una nota del governo finlandese. I nostri rimpatri, aggiunge Helsinki, sono in fase di preparazione, e anche da Stoccolma è arrivato un annuncio simile, con la chiosa di una portavoce del Ministero per la Migrazione. Da quando è entrato in vigore il patto europeo, i trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino funzionano meglio. Però dipende da che punto di vista, in quanto il numero di richiedenti asilo che i paesi scandinavi intendono rimandare in Italia è ancora da definire, così come lo sono anche quelli di Germania e Austria. Dalla Svizzera invece sarebbero circa 600. Da chiarire resta anche il nodo della retroattività del patto. Il governo italiano ha sposato l'interpretazione secondo la quale non si può valere
per gli arrivi di prima del 12 giugno del 2026, ovvero quando il patto è entrato in vigore. Ma sul punto c'è molta ambiguità. Una mano tesa arriva da Parigi, per il momento la decisione politica della Francia è quella di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, così scrive l'ANSA citando fonti governative, che aggiungono che in ogni caso non ci sarà alcun annuncio sul tipo di quelli giunti in questi giorni. Con Roma, Parigi condivide la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia, mentre il Ministero dell'Interno spagnolo, interpellato ancora dalla stessa agenzia ANSA, non rinuncia a una puntura di spillo. Un portavoce ribadisce che Madrid è favorevole a gestire la questione dei dublinanti attraverso i meccanismi europei di solidarietà, piuttosto che ricorrere a restrizioni bilaterali isolate. Il riferimento è alla decisione di prolungare la chiusura dello spazio Schengen da parte dell'Italia proprio con la Spagna a seguito della crisi di Ceuta. È proprio di mercoledì l'annuncio che questa sospensione resterà in vigore fino al 6 di settembre. E dunque andiamo invece a vedere a pagina 3, grazie all'articolo a firma di Simone Canettieri, qual è la linea che sta tenendo il governo italiano. Ceuta non c'entra sui dublinanti, si valuta caso per caso. Il Viminale conta sui numeri ridotti e le compensazioni. Dublino è una cosa, Ceuta un'altra. Non c'è alcuna correlazione tra la decisione del governo di sospendere Schengen con la Spagna e l'intenzione di tanti paesi europei. Ormai c'è un effetto domino di inviare in Italia i migranti dublinanti. Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi e tutti i vertici europei di Fratelli d'Italia in queste ore provano a fare chiarezza con quella che chiamano Operazione Verità. La Premier, che oggi è attesa a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, ha dato dalle vacanze una linea comunicativa netta per cercare di ristabilire in qualche modo una verità su questa questione e a rispondere anche agli affondi di Elly Schlein e Giuseppe Conte e anche a Matteo Renzi. Meloni ha diviso i compiti di questa controffensiva. Al Viminale, guidato dal ministro Piantedosi, spetta fare chiarezza sulle norme e il quadro legislativo entrato in vigore con il nuovo patto europeo di migrazione e asilo, spiegando che le richieste di queste ore, successive al 12 giugno, da quando sono operative le nuove regole di Bruxelles, saranno valutate caso per caso e con spirito costruttivo, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla nuova disciplina, a partire dai meccanismi di compensazione. Al contrario, Fratelli d'Italia risponde con Carlo Fidanza alla centrosinistra. Carlo Fidanza, che è il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, attacca la penosa campagna della sinistra sui doplinanti e aggiunge che il numero dei potenziali ricollocamenti si ridurrà drasticamente grazie alle procedure accelerate di frontiera che porteranno a nuovi rimpatri rapidi e alle nuove norme europee sui paesi terzi sicuro, che saranno responsabili delle domande dei migranti transitati in quei paesi prima del loro ingresso illegale in territorio americano. Stesso ragionamento anche da parte di Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo conservatori ed europei, che rilancia spiegando anzi che l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa, con il nuovo patto votato da tutto il centrodestra a Strasburgo. Nel governo dunque, più che una sostanziale preoccupazione sui numeri esigui dei doplinanti che potrebbero essere rimandati in Italia, c'è una certa ansia nel costruire una narrazione che non sia riconducibile alla scelta di chiudere Schengen a Madrid. È un'operazione confusionaria e mistificatoria della sinistra, rilancia Procaccini. Nel frattempo dalle parti del Viminale c'è ancora una speranza sulla trattativa. Non andrà sottovalutato il fatto che molto probabilmente la maggior parte di questi dublinanti potrebbe avere una storia personale che li vede poco disponibili a tornare e a rimanere in Italia. Pertanto gli stessi potrebbero poi automaticamente cercare di ritornare nei paesi da cui provengono. Chissà se l'argomento uscirà fuori nelle conversazioni private che oggi Meloni avrà a Taranto, prima al ricevimento a Palazzo Aragonese, poi allo stadio Iacovone, con i 6 capi di Stato stranieri: Albania, Macedonia del Nord, Libia,
Libano, Algeria e Serbia. Attesi per l'inaugurazione dei giochi, tutti questi leader. Sarà il ritorno sulla scena pubblica della Premier dopo le vacanze trascorse tra la Sardegna e proprio la Puglia. Questo quindi è come viene affrontato dal Corriere della Sera, che in taglio basso poi pone, grazie a Rinaldo Frignani, una serie di domande a cui dà delle risposte. In un anno 85 arrivi. Quanti saranno adesso e cosa aspetta l'Italia? Nel 2025 respinte oltre 24.000 richieste, insomma una specie di piccolo vademecum, lo potete trovare tra le pagine 2 e 3 del Corriere della Sera. Sempre a proposito della situazione di caos europeo, dopo le recenti decisioni di Svezia e Finlandia, andiamo sul quotidiano Repubblica, pagina 6 e 7. Anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti. Schlein parla di flop del governo, si allarga il caso dei dublinanti. Meloni teme danni d'immagine, la paura di sconfessare l'intesa UE se l'Italia dirà no ai rientri. Pagina 3 con Alessandra Zenita, il rischio beffa del patto UE, potrebbero tornare in Italia oltre 10.000 rifugiati. Per quanto riguarda nel dettaglio i numeri, 24.000 sono le richieste di trasferimento dei dublinanti registrate da Eurostat nel 2025, mentre sono 14.000 le domande che provengono da Germania e Francia dal 2022 a giugno, e dunque grazie all'accordo siglato dall'Italia si considerano azzerate. Nel frattempo con l'accordo trovato con Germania e Spagna e con Germania e Francia ha scongiurato il ritorno di chi si trova oggi là e ha presentato domanda di asilo proprio a partire da 4 anni fa. Concita Sannino, in taglio basso, a pagina sempre 6 del quotidiano Repubblica, intervista Maiorino, per Francesco Maiorino, che è un po' considerato il candidato in pectore per guidare il Comune di Milano a partire dal prossimo anno, come successore di Giuseppe Sala. Parla di un disastro annunciato su Ceuta, mossa vergognosa secondo il leader, l'esponente del Partito Democratico. Questa situazione è responsabilità di Giorgia Meloni. L'immigrazione viene vista come danno da ridurre. Ci trasferiamo invece sul quotidiano La Stampa, delle primissime pagine, già c'è il titoloni, prima pagina, migranti in Italia, UE divisa, Francia e Spagna sorpresa no ai dublinanti nel vostro paese, Finlandia e Svezia, noi li rimandiamo. Il governo Meloni assicura che nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. Roma, Parigi, Berlino e Londra vanno impressi intanto su Israele, stop agli insediamenti in Cisgiordania. E nelle pagine interne, a partire da pagina 2, Marco Bresolin, migranti in Italia, UE divisa, Francia e Spagna dicono no al rimpatrio dei dublinanti. Svezia e Finlandia, noi li rimandiamo a Bruxelles. Nessun legame con lo stop a Schengen, ma Schlein e Conte attaccano. Un boomerang clamoroso per l'esecutivo. Rientri esigui, no ad automatismi e aiuti da paesi Nord Africa. Così Giorgia Meloni spera nel nuovo patto. La Premier e Piantedosi sono costretti a correggere la narrazione sulle regole, così dice almeno Ilario Lombardo. Ilario Lombardo, che ricorda che il Trattato di Dublino prevede che il paese dei movimenti secondario, ad esempio la Finlandia, deve dimostrare che l'Italia sia il paese di primo ingresso e non, per esempio, Cipro o Malta, per restare sulla frontiera del Mediterraneo, e provare anche bisogna anche provare che il passaggio illegale tra i confini UE sia avvenuto nell'arco dell'anno precedente a quando si è attivata la procedura per farlo rientrare. Restando a ieri, spiega Fidanza, riguarda un numero esiguo di casi intercorsi tra l'agosto 2025 e l'11 giugno 2026, ovvero il giorno prima del nuovo patto, e sono casi che andranno in ogni caso vagliati con attenzione uno ad uno per appurare i requisiti e la competenza sulla richiesta d'asilo. E
se si tratti di arrivi antecedenti o successivi al 12 giugno, che come vedete è un po' una sorta di data magica attorno alla quale si sta cercando di dibattere attorno alla questione dei dublinanti. L'Italia può attivare una procedura che dura 6 mesi per le controverifiche sui dublinanti e sul rischio di un effetto valanga, con il paradosso di vedersi arrivare charter di migranti. Meloni scommette tutto sulle nuove regole. Sono soprattutto 2 i punti: procedure accelerate di frontiera per i rimpatri rapidi e le norme sui paesi terzi sicuri che diventerebbero così responsabili delle domande di asilo dei migranti transitati da lì. Sono meccanismi al momento da riverificare, legati a realtà come Tunisia o Egitto, che fanno una storia di violazione di diritti dei migranti. Come precisano fonti del Ministero dell'Interno guidato da Matteo Pantelose, il nuovo patto prevede meccanismi di solidarietà obbligatoria verso i paesi di primo ingresso. Uno Stato potrà scegliere se fornire contributi finanziari, se ricollocare i migranti sul proprio territorio, oppure farsi carico dell'esame di domande di asilo per le quali non sarebbe competente. C'è infine un'ultima eventualità, quella per cui molti dublinanti, come ad esempio come il caso della ragazza somala al centro delle tensioni con la Germania, non vogliano restare in Italia e possano rientrare nel paese di origine. 2 paginate intere quindi questa mattina, pubblicate sulla Stampa di Torino. Andiamo invece a vedere come affronta il tema il quotidiano Il Giornale, che nelle pagine 4 e 5 parla dello scarica migranti. Finlandia e Svezia allargano il fronte UE, l'Italia non replica. Si tratta di numeri modesti. Palazzo Chigi dichiara che sono legittimi sono quelli dopo agosto 2025. Macron e Sanchez restano in stand-by. Il Viminale aggiunge sottolineando che Schengen non c'entra. A proposito di migranti, vi segnalo quest'articolo a firma di Andrea Indini, che ci spiega il motivo per cui ora l'Inghilterra deve spiegare ai migranti che non si stupra. Il documento rivolto ai richiedenti asilo chiarisce le nuove regole basi del vivere comune, o meglio, nuove, le regole base del vivere comune che ci sono insomma già da un po' di annetti, per non dire decenni. Molestare le persone è illegale, come lo è pure la violenza domestica. E poi, sempre tra virgolette, l'età del consenso legale è 16 anni, il che, è bene specificarlo, si traduce nel fatto che avere rapporti sessuali o contatti sessuali con persone di età inferiore ai 16 anni è un reato grave e, anche se sembrano più grandi o se è consentito in un altro paese, non devi mai avere rapporti sessuali con nessuno di età inferiore ai 16 anni, per non parlare dei bambini. Ma anche qua meglio specificare: l'abuso dei minori è un reato grave. Questo comprende anche il tagliare o danneggiare i genitali di una ragazza, nota come mutilazione genitale femminile. Tutti crimini, tutti abusi e reati che in una qualsiasi democrazia occidentale non avrebbero bisogno di essere spiegati, e nel Regno Unito invece il nuovo premier laburista devono invece essere precisati, chiariti, dettagliati, indicati a uno e poi raccolti in un vademecum. Questo documento di 9 pagine si intitola Risorse per richiedenti asilo nel Regno Unito. Sottotitolo: Informazioni per i richiedenti asilo su cosa ci si aspetta da loro durante il soggiorno nel Regno Unito, pubblicato appena 2 giorni fa, già scatenato una valanga di polemiche, perché suona da parte del governo come una sorta di una missione del fatto che la maggior parte dei migranti che stanno entrando nel paese, secondo questi, leggi e consuetudini inglesi sono diverse da quelle del paese d'origine. È un articolo veramente molto interessante, abbastanza surreale quello che sta succedendo in Gran Bretagna. Lo potrete trovare comunque a pagina 4 de Il Giornale, a firma di Andrea Indini. Passiamo invece sul quotidiano Libero, che affronta l'intera vicenda già a partire dalla prima pagina, perché vuole mettere bene in fila tutte le balle della sinistra sui migranti. Questo è il titolo
centrale in prima pagina. Conte e Schlein mentono. La questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta. E quando governavano loro, puntini puntini, e questi puntini possono essere riempiti dall'articolo a firma di Daniele Dell'Orco in primis, che parla di come Finlandia e Svezia sono pronti a spedirci dublinanti, ma sottolineano il dialogo con Roma, mentre Schlein e compagni se la prendono con il governo. Rimandarci migranti, Parigi e Madrid ci dicono di no. Ecco qua invece a pagina 3, a cura di Fausto Carioti, espulsioni, trattati, asilo, la sinistra bara sull'Europa. L'opposizione parla di autogol della Meloni, la sospensione di Schengen con la Spagna avrebbe fatto riapplicare le regole di Dublino, ma c'è una truffa e chi è stato premier lo sa. Infatti viene specificato che quando governavano Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, l'Italia era costretta a riprendere migliaia di immigrati. Dal 2023 invece le 80.000 richieste di presa in carico sono state tutte respinte. Molto interessante l'analisi, ve la consiglio di leggere a pagina 3 del quotidiano Libero in edicola questa mattina. Ci spostiamo anche sulla Verità, nelle pagine interne 6 e 7, e anche qua viene smontata la balla della sinistra che resta zitta sugli sbarchi dell'ONG, ma urla per pochi stranieri riaccolti. Patrizia Foder-Reiter sottolinea come Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia riaprono la partita dei clandestini e chiedono che Roma si faccia carico di chi transita per la frontiera europea. Però parte un'isteria collettiva da parte delle opposizioni che parlano espressamente di flop Meloni. In taglio basso, emergency, migranti morti a bordo. Ieri la nave Life Support di proprietà dell'ONG ha fatto scendere nel porto di Bari 48 irregolari recuperati in mare. La procura indaga per i decessi avvenuti sul barcone. Mentre a pagina 7, come ho visto prima già sul giornale a cura di Andrea Indini, c'è la lezione impartita agli immigrati. Stuprare è un reato. Alessandro Rico analizza il surreale manualetto del governo inglese per i richiedenti asilo. Nel Regno Unito è proibito fare sesso coi bimbi, potreste essere espulsi. È una mossa disperata, ma il PD può prendere nota. Gli stranieri che loro non vogliono cacciare qui commettono il 43% degli abusi. Infine, sempre sulla Verità, le risorse tra virgolette, violentano minorenni. Una era stata prima drogata. Per l'episodio di Campobasso è stato preso un egiziano di 18 anni. A Caorle la vittima ne ha solo 14. Infine, nell'ultimo minuto che ci rimane a disposizione, concludiamo questa prima parte della rassegna stampa dedicata ai migranti andando a vedere il Fatto Quotidiano a pagina 7. Boomerang elettorale, stop a Schengen fino a settembre, Meloni, cadono tegole, pure Svezia e Finlandia ci rimandano i migranti. In Europa 5 paesi annunciano il ritorno dei dublinanti, il governo valuterà caso per caso. Schlein e Conte vanno all'attacco anche in maniera ironica parlando di un capolavoro fatto dal governo. Bene, è arrivato il momento di fermarci temporaneamente, ma tra poco torneremo nuovamente in onda. Sì, e oggi dovremmo spostarci e trasferirci per forza in questa particolare città che per 5-6 giorni sarà in qualche modo la capitale politica d'Italia. Di che cosa sto parlando? Vabbè, è semplice, basta rimanere qua perché non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
stasera resto, non vado via. Stasera mi butto, ci voglio provare, stanotte me lo sento, non mi può andare male. Mi butto no, mi butto sì, soltanto chi non salta non potrà mai volare. E allora? Stasera tu sei qui e scoppia il venerdì. Io questa volta voglio stare con te. La festa è tutta qui, tristezza ed allegria. Io questa sera resto, non vado via. Io questa sera voglio stare con te. Io questa sera voglio stare con te. Di nuovo qua in onda, in diretta su Radio Libertà con la rassegna stampa pericolosamente a cura di Lorenzo Grossi, ore 9:04 minuti. Rimini era questa la soluzione alla domanda che vi ponevamo poco prima della pausa, e così Raul Casadei e la sua inimitabile orchestra, che è attivissima ancora oggi ad anni di distanza dalla scomparsa del mitologico fondatore, ci ricordano che proprio oggi apre il tradizionale meeting di comunione e liberazione proprio nella città romagnola, che è il più classico degli appuntamenti politici per l'eccellenza di fine estate, insieme al vertice TEA, al forum Ambrosetti di Cernobbio sul lago di Como, che invece si terrà a inizio settembre. E quindi imprenditori, sindacalisti, parti sociali, banchieri, ma soprattutto leader ed esponenti politici sfileranno per 5 giorni presso i padiglioni della fiera di Rimini. E ogni tanto io mi chiedo, ma secondo te, Francesco, uno come il buon Sammy Varin, no? Che tornerà qua fra pochi giorni, no? Secondo te, tra il 6 settembre, tra il forum di Ambrosetti a Cernobbio che sta là con i banchieri, con le persone per bene, con gli imprenditori tutti precisini, eccetera, oppure lo Spiedo Padano di Rovato in provincia di Brescia? Sagra tutta la vita. Ma infatti, secondo me avrà poca scelta, anche se secondo me io lo vedo Sammy là a Cernobbio sul lago di Como a prendersi il sole. No, vabbè. Comunque ci penserà lui a parlarne diffusamente in quel caso, mentre noi torniamo e ci come dire, apprestiamo a vivere a questi appuntamenti di Rimini, anche perché sono veramente tanti gli appuntamenti. Vi leggo questo programma brevemente, perché, come un po' annunciato già ieri, ci saranno Papa Leone come ospite d'onore insieme a Roberta Mezzola in occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini. Ma in realtà da oggi al 26 agosto il tradizionale e ricchissimo cartellone di dibattiti, incontri con oltre 150 incontri e 500 relatori italiani e internazionali, poi mostre, spettacoli, grande spazio come al solito alla politica, perché quest'anno non ci sarà Giorgia Meloni, però interverranno i 2 vice premier, quindi Antonio Tajani e Matteo Salvini, e un nutrito stuolo di ministri da Alessandro Giuli, Giuseppe Valditara, Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci, poi presenti anche parlamentari italiani ed europei. Ad esempio c'è Stefano Bonaccini per il PD e Stefano Patuanelli per i 5 Stelle, governatori e sindaci di grandi città, e poi
per l'appunto la chiusura affidata a Roberta Mezzola, o Mezzola che dir si voglia, mercoledì 26. Vi ricordo, se siete interessati, che invece il ministro Salvini interverrà martedì 25 agosto alle ore 17 presso la Sala Neri Generali Cattolica. Il titolo del panel sarà "Il paese che si muove, infrastrutture, mobilità, trasporti, prospettive per la crescita del paese". Ci sarà un dialogo con Giampiero Strisciuglio, che è l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Mentre invece sempre il 25 agosto sarà presente anche il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara con un convegno intitolato "Il coraggio di educare, ricostruire l'alleanza tra scuola e famiglia". E a proposito di Valditara, vi segnalo a pagina 9 della Stampa un'intervista a cura di Eleonora Camilli, Valditara, che dice: "Nelle scuole il rispetto si insegna già, nessun bisogno di nuovi progetti". Il ministro dichiara che "formeremo i docenti di 4.800 istituti. Abbiamo già investito 18 milioni". Qualche virgolettato dell'esponente di governo: "Con il consenso informato dei genitori abbiamo cercato di contrastare le teorie sull'identità di genere. C'è una crescente fragilità narcisistica dei giovani uomini. Il problema non è il patriarcato, bensì il maschilismo". E infine, quando c'è una denuncia, l'intervento deve essere repentino, invece spesso si perde tempo. Se siete interessati, per l'appunto, vi ho segnalato pagina 9 del quotidiano La Stampa. Però parlavamo prima di imprenditori, uomini d'affari, banchieri. E allora, a proposito di banche, anche se magari per molti di voi il tema non sarà molto attrattivo, ma vi posso assicurare che, come è stata dimostrazione qualche anno fa, poi il tema delle banche ha a che fare direttamente anche con i soldi dei contribuenti, dei cittadini italiani. Ecco, allora andiamo a vedere, grazie alle pagine interne di Repubblica, che cosa sta succedendo sul fronte di Monte dei Paschi di Siena. C'è l'ok alla doppia offerta, ma c'è frattura nel CDA, supercedola da 4 miliardi. L'Ovaio ottiene il via libera al progetto di integrazione con BPM e Banca Generali, con cui risponde all'offensiva di Intesa. Cederà parte del pacchetto di Leone. Giovanni Pons ci riferisce anche della nascita di un terzo polo da 70 miliardi, attrazione Crédit Agricole, soci italiani forti ma divisi. Ai francesi andrebbe il 10% del nuovo istituto. Possibile la cessione delle filiali in eccedenza per ridurre il peso dell'azionariato. Mentre qua c'è anche un'intervista in taglio basso a Marcello Messori, che è un economista ed ex presidente di Assogestioni, intervistato da Eugenio Occorsio. Dice: "Sbagliate le interferenze di Giorgia Meloni e del Partito Democratico. Il piano di Siena è strategico e ha una sua razionalità, ma ci sono almeno 3 ragioni per cui alla fine può fallire". Sempre Repubblica, pagina 3, ci ricorda come sono suddivisi in percentuali i soci MPS. Il 17,5% è in mano a Delfin, il 13,4% al gruppo Caltagirone, il 4,8% a BlackRock, sempre il 4,8% al Ministero dell'Economia, il 3,7% al gruppo Banco BPM, mentre sono altri azionisti che in totale ottengono il rimanente 55,4%. Però vi dicevo che il tema
interessa anche molto, dovrebbe interessare molto i cittadini italiani, ma interessa sicuramente in queste ore, in questi giorni, la politica. Come sempre ce ne dà conto Repubblica a pagina 5, perché Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo parlano di timori di Matteo Salvini su banco BPM, no all'ipotesi dello spezzatino. Ai leader della Lega non piace l'idea di cedere ai francesi i possibili sportelli in eccesso, uno smembramento ai danni del Nord. In effetti qua nell'articolo si parla appunto di come il governo si voglia muovere compattamente, immaginando una diluzione della quota dei francesi attorno al 5-6%. Il problema, soprattutto per Salvini, è come verrebbe ripagata questa riduzione attraverso la cessione degli sportelli di BPM, una necessità non solo contabile ma anche legale. Per ragioni di concorrenza e antitrust il banco dovrebbe rinunciare a buona parte delle sue 1400 filiali sparse per la penisola. L'effetto anche sul fronte estetico sarebbe difficilmente sostenibile per un partito che ha sempre osservato BPM con uno dei punti di riferimento del credito settentrionale. In un'immagine le insegne di Crédit Agricole Italia al posto di quelle di BPM su centinaia di filiali e, secondo Repubblica, i nemici di Salvini si preparerebbero a imputare al segretario, come a Giancarlo Giorgetti, la decisione di aver favorito un'operazione sconveniente per il Carroccio. Ieri il vice premier ha battuto il primo colpo, sorvolando però sul merito del nodo politico del BPM. Abbiamo partecipato con entusiasmo al salvataggio di MPS, dice Salvini, uno dei primi atti del nuovo governo. Vederla tornare al centro della scena economica italiana è un successo di cui come Lega non possiamo che andare fieri. Seguiamo con attenzione le proposte per un futuro riassetto del sistema bancario italiano. Per la Lega il tema più importante è il rispetto della storia, dell'autonomia e del personale di istituzioni bancarie che sono tra le più antiche al mondo, simboli della operosità di città con secolari tradizioni. Una dichiarazione a favore dell'operazione Lovaio, ma che per adesso non affronta il rischio del temuto spezzatino. In taglio basso invece c'è un'intervista ad Antonio Misiani, che è deputato del Partito Democratico e responsabile economico dei Dem, che rigetta l'idea di un asse con l'esecutivo, con l'esecutivo contro l'offerta di Intesa e Unipol su MPS. Misiani dice: noi attenti al territorio, la Premier vuole fare il banchiere. Certo che detto da uno che dentro un partito dove è presente anche Piero Fassino, il quale nel 2006 parlava, nel 2005 per la precisione, con Consorte a proposito della scalata, dicendo abbiamo una banca, insomma. Questo la dice veramente, veramente lunga. In ogni caso, vediamo e torniamo un attimo velocemente sulla Stampa, perché attenzione, anzi no, scusate, prima passiamo in realtà al Giornale, perché il Giornale ne parla nelle pagine 2 e 3, parla espressamente di un derby bancario. Monte dei Paschi va al contrattacco su Intesa, offerta su BPM e Banca Generali. La scommessa però vede un CDA spaccarsi, ma votare a favore dell'operazione, che nasce con l'intento di sfuggire alla proposta pubblica d'acquisto di Cadesas. Si attende per oggi l'annuncio ufficiale al mercato. In taglio basso si dice che anche la strada di Messina garantirebbe un terzo polo. L'accordo sulle filiali con Unipol darebbe più stabilità a Trieste. Dopo la scalata a Mediobanca, l'inchiesta della procura, il CDA di Siena è diviso. A pagina 3 Marcello Astori ci sottolinea come Lovaio si trovi davanti all'ostacolo dell'Assemblea dei Sogi e il governo invece tifa per il mercato. Matteo Salvini: si preservi la storia di Rocca Salimbeni, ma il Tesoro non è intenzionato a votare
in assemblea, dove il SIO avrà la strada decisamente in salita. L'esecutivo potrà pronunciarsi nel merito delle operazioni sul tavolo durante la procedura Golden Power. Questi sono le 2 paginate belle ampie proprio sul derby bancario a proposito del Monte Paschi di Siena. Su questo tema andiamo a leggere rapidamente anche La Verità, che parla dell'affaire bancaria, a pagina 17, ne parla Nino Sunseri, che molto spesso è ospite di Pop Economia, qua tutti i martedì pomeriggio. L'Ovaio sfida tutti per un MPS da 70 miliardi. L'amministratore delegato porta in un consiglio spaccato il progetto di una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali, e proprio oggi si terrà un consiglio d'amministrazione straordinario. Prevista la cessione di un pezzo della quota di Mediobanca nel Leone di Trieste per dare un super dividendo agli azionisti di Siena. In taglio basso si sottolinea, sempre a firma di Nino Sunseri, che Salvini e il Partito Democratico per una volta si ritrovano dalla stessa parte su la questione Montepaschi. La sinistra locale è d'accordo con Giorgia Meloni, ma ci sono anche lodi al banchiere potentino da parte di Bardi, che è di Forza Italia. Così appunto il paginone, pagina 17 della Verità, a firma di Nino Sunseri. Infine, su questa tematica vediamo che cosa ci dice il Fatto Quotidiano, per la precisione a pagina 8. Eccolo qua, la mossa disperata di Lovaio convince il CDA e Monte dei Paschi di Siena tira dritto per respingere l'assalto di Intesa. Siena vuole prendersi BPM e Banca Generali. Partita costosissima e per cui serve l'ok dei soci, e qua si vede anche come ci sia un maxi regalo, dividendo con le azioni di Trieste per fare felici i soci, e poi Meloni benedice, ma questa volta resterà a guardare, così ex padroni. Il PD invece dice non farà asse con Chigi, ma resterà neutrale. Bene, è arrivato il semaforo giallo, anzi tendente al rosso da parte della regia, il che significa nuova sosta momentanea. Tra pochissimi minuti ci alliteremo sulle note di un celebre duo francese di musica elettronica. Voi direte, saranno mica i Daft Punk? No! Però restate qua, perché dopo il Qui Parlamento non sembra, ma stiamo tornando. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie signor Ministro per questo riguardo che usa nei confronti del Parlamento e che ha usato anche nei confronti delle Commissioni Bilancio, cosa non frequente, perché ricordiamo che in questo caso stiamo iniziando un processo che poi porterà, in caso di voto favorevole, alla ipotesi di scostamento di bilancio e quindi di richiesta delle clausole di salvaguardia per spese addizionali, cosa che di solito insomma non è stata fatta. Io mi ricordo durante periodi precedenti scostamenti di bilancio che arrivavano a botte di 50 miliardi decisi dalla sera alla mattina, insomma, no? Quindi diciamo che in questo caso mi sembra molto positivo il fatto che sia coinvolto il Parlamento. Apprezzo anche, signor Ministro, la sua citazione di 2 articoli della Costituzione, o quantomeno lei ha citato il 52, ma il 52 va assieme con l'11, perché così almeno capiamo, in condizioni di difficoltà, in condizioni di mondo molto complicato, qual è l'attuale, un faro, una guida, uno la trova nella Costituzione. L'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra, e questo dobbiamo sempre ricordarcelo, ma il 52 correttamente dice che la difesa è un sacro dovere della patria. Quindi quando certe volte
la Lega chiede dei cambiamenti di risoluzione, è successo anche nella questione dell'Ucraina, e mette l'accento sulla difesa, non lo fa per un capriccio, lo fa per richiamare principi costituzionali, e io spero che queste cose siano chiare, non sono clausole di stile, non sono tante volte dei cambiamenti fatti così, giusto per il gusto di far vedere che ci siamo, ma che in realtà non cambiano niente. Danno un'impostazione precisa e costituzionale, un argomento importante qual è quello della difesa. La Lega non vuole andare a fare la guerra con nessuno, ma vuole difendere in modo preciso il proprio terreno da ogni tipo di invasione, perché in questo momento, e certe immagini che abbiamo visto forse ci ricordano che l'invasione di cui forse dobbiamo avere più paura non è di qualche superpotenza estera, che in ogni caso ci vedrebbe, come dire, resistere con difficoltà, ma è probabile che ci sia un'invasione che viene da territori molto più vicini rispetto al nostro, che ambiscono il nostro tenore di vita, che ambiscono le nostre case, che ambiscono la nostra società, e in questo caso dobbiamo essere pronti in tutti i modi per poterci difendere. Lo scostamento di bilancio, che è quello, diciamo, di cui si parla qua, alla fine è più deficit. Questo deficit verrà speso, diciamo così, per difesa e energia. Io ho sentito da parte specialmente degli amici del Partito Democratico un libro di sogni curioso, e la sanità, e la pace nel mondo, e i bambini, e cose. Ma signori, non è una volontà del nostro governo quello di fare più deficit su difesa e energia, è quello che l'Unione Europea ci consente. L'Unione Europea, all'interno del vigente patto di stabilità, consente di fare più deficit rispetto a quello che era previsto su difesa e energia. È un po' curioso che il partito più europeista di tutti prende e non capisca questo fattore. È la vostra santa Unione Europea che ci consente di andare solo su questi due temi, altrimenti vi posso assicurare che avremmo ampiamente preso in considerazione la sanità, i bambini, qualsiasi altra cosa, però purtroppo ci viene consentito soltanto da questi due temi. Quindi ricordiamolo, stiamo parlando di queste... no, non c'entra niente, il MES è una fonte di finanziamento. Questo è scostamento di bilancio e quindi deficit in più. Il MES sanitario, ogni tanto c'è balneare, globale, o che riappare in certi versi, seppur in misura fortunatamente depotenziata nel SEF, è una forma di finanziamento, quindi uno può scegliere se finanziarsi con questo o con quest'altro. Ma quello che viene consentito qui è il deficit addizionale, vale a dire la spesa in più. E quella è soltanto consentita per difesa e energia, ed è quello che l'Unione Europea ci consente. Quindi gli europeisti dovrebbero farsi un esame di coscienza quando pensano e quando si scagliano contro queste scelte di spesa, perché è proprio la loro santa Unione Europea che questo concede. Io, figurati, poi sono sempre stato super d'accordo per fare più deficit, è dall'inizio di questa legislatura che la esorto a essere più, e che esorto per suo tramite tutto il governo, perché non è certo lei che decide da solo, ma di essere più coraggiosi e quindi di spendere magari e di investire un pochettino di più. Adesso fortunatamente sembra che lo facciamo. Le ricordo anche, però, signor Ministro, che le facevo un'altra domanda: ma è la Francia? Cioè, come mai loro fanno il 5% di deficit e probabilmente veleggeranno verso il 7%, perché anche loro probabilmente chiederanno la possibilità di spendere di più, e non succede niente? Perché se non succede niente, io una domanda me la farei, perché a me piace giocare le partite, anche lei è un appassionato di calcio, sapendo che le regole sono uguali per tutti, perché se la mia area è quella dove se anche sfioro qualcuno mi danno il rigore contro, e quell'altra invece, anche se mi tagliano in due, l'arbitro non fischia mai il rigore, io tutto sommato qualche dubbio sulla bontà o l'atteggiamento che devo avere all'interno di questo set di regole, io sinceramente me lo pongo. Il fatto che ci sia, dopo un ragionamento che deve essere fatto in costanza di legge di bilancio, è che questo scostamento sull'energia, voluto fortemente dalla Lega, non copra quegli eventuali tagli
sulle tasse che tutti i cittadini aspettano, perché tutti vorrebbero avere meno accise e bollette più basse e similari, deve probabilmente essere valutato rispetto a fare ulteriori scostamenti di bilancio, e questo glielo dico già chiaro, per noi siamo favorevoli, e l'altra cosa su cui noi saremmo favorevoli è la tassa sulle banche, perché mi sembra che avere 50 miliardi di utile per un settore per il terzo anno consecutivo, tenuto presente che questi miliardi di utili vengono fuori dalle tasche dei cittadini italiani, evidentemente forse una piccola ridistribuzione in più non sarebbe questa grande oscenità. Però vabbè, questo lo dico per il dibattito interno della maggioranza, perché secondo me deve essere utile considerarlo. Per quello che riguarda invece uno di questi grandi argomenti, no? Il famoso SEF, il fatto che abbiamo fatto cambiare la risoluzione, certo l'abbiamo fatta cambiare, o abbiamo chiesto un cambiamento della risoluzione per un motivo semplice, per probabilmente un errore. La prima formulazione aveva già in sé un giudizio di valore, cioè la prima formulazione, leggendola, sembrava, dove dice valutare di ricorrere a finanziamenti più convenienti come il SEF. No, questa non lo sappiamo, perché come correttamente il ministro ci ha detto, noi ex ante non possiamo sapere, no, se sarà conveniente o no, perché è un tasso variabile a lungo termine. E a questo punto io sinceramente invito tutti voi colleghi a fare un minimo di riflessione, perché quando ai miei studenti facevo le domande sugli investimenti, normalmente per spiegargliela facile, proprio per fare lo specchietto, si diceva: guarda, se tu ti aspetti che salgano i tassi, fai tasso fisso; se tu ti aspetti che scendano i tassi, fai il tasso variabile. Questo però dovremmo ricordarcelo sempre, vale a dire che il tasso variabile porta in sé un rischio, o la scelta o l'aspettarsi che i tassi scendano, per capire la pazzia che è stata fatta quando col PNRR, in presenza di tassi a zero, noi ci siamo indebitati a tasso variabile, a lunga scadenza. Perché? Ma se i tassi erano a zero, signori miei, ma quale demone mai si è impossessato su chi gestiva l'economia in quel periodo? E purtroppo ce li ricordiamo, i vari Gualtieri e lo stesso Draghi, che so che è suo amico, ma guardi, lì ha fatto oggettivamente purtroppo non una scelta particolarmente giusta, così come quando portò il tasso fisso al 4%, ma per il debito italiano. Però il punto è: i tassi erano a zero, indebitarsi per 200 miliardi a tasso variabile è ovvio che sarebbe andata male. In questo caso però, e questo lo spiego, perché è non conveniente dal nostro punto di vista indebitarsi col SEF? Perché i tassi adesso sono per quella scadenza lì al 3%. Possono anche andare a zero, nel qual caso ci guadagniamo, ma possono andare al 12, possono andare al 15, noi non lo sappiamo. L'unica cosa che so è che se salgono i tassi il nostro debito pubblico va in sofferenza, se scendono i tassi il nostro debito pubblico ne giova. Quindi questo è uno strumento prociclico, vale a dire ci crea dei danni se i tassi di interesse salgono, e quindi di base non dovrebbe convenirci. Il discorso però che fa lei sul fatto che questo è legato a degli acquisti militari, degli acquisti di imprese militari e così via, mi guardi, io non lo sottoscrivo, perché guardi, in questo momento una delle prime spese fatte sul SEF è la Romania, che ha già ottenuto i fondi e ha comprato degli autoblindo da Rheinmetall. La Germania partecipa appieno con le sue imprese al SEF e non partecipa al SEF perché pensa che non sia conveniente dal suo punto di vista, dal punto di vista dei tassi di interesse, per cui non capisco perché noi non possiamo fare la stessa cosa, a meno che non siamo i figli poveri, a meno che non siamo quelli che devono chiedere, o a meno che non si torna come col discorso della Francia, noi non siamo quelli per cui le regole nostre sono diverse dalle regole degli altri, perché qualora fosse così io lo direi ad alta voce: se le nostre regole sono diverse a quelle degli altri, chi pensa che l'Unione Europea sia il paradiso e l'obiettivo a cui tendere deve riflettere, perché così non è. Grazie signor Ministro, voto favorevole della Lega dopo il cambiamento ottenuto sulla risoluzione. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind. I can keep them clean at night. Got no more shade to keep on fight. Hanging out to hear the ring. All I got is a machine. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put on right, so I got some peace of mind. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put on right, so I got some peace of mind. I can keep it clean at night. Got no more shade to keep on fight. Hanging out to hear the ring. All I got is a machine. After all the way we see, I got my hands full of machine. You just put on right, so I got some peace of mind. I can keep it clean at night. Got no more shade to keep on fight. Hanging out to hear the ring. All I got is a machine. Con Tup Tup dei Cassius, anno 2006, riapriamo inesorabilmente le danze della rassegna stampa odierna, venerdì 21 agosto, una rassegna stampa giunta nella sua seconda parte, quando sono le ore 9:34 qua su Radio Libertà. In piazza di comando, purtroppo per voi, c'è sempre, disgraziatamente, il sottoscritto Lorenzo Grossi. Prima di proseguire con la lettura del meglio dei giornali cartacei oggi presenti in edicola, vi ricordo il numero WhatsApp per messaggiare, che non cambia, 340 670 9659. A proposito di messaggi, vorrei farvi ascoltare questo messaggio vocale che ci è arrivato stamattina. Chiedo dalla regia, se è possibile, possiamo ascoltare. Buongiorno a tutti, Pietro. Allora, io ho sempre saputo, non so se è cambiata adesso la legge, se io salgo su una nave i battenti bandiera spagnola sono sul terreno spagnolo, giù, territorio spagnolo. Se io salgo su una nave battenti bandiera tedesca, io sono in territorio tedesco. Non so se è ancora così. Allora, tutti gli immigrati che ci hanno portato le navi straniere di tutta Europa, cominciamo anche noi a riemigrare. Facciamo come loro, sono dublinanti, no? Se sono saliti su una nave patente bandiera spagnola, li mandiamo in Spagna, giusto? Ciao. Grazie mille a Pietro per questa sua opinione, e in effetti io penso che peraltro non è da escludere che tra qualche giorno ci possa essere una contromossa da parte del governo italiano proprio su questo fronte. Io credo che verso inizio settembre, soprattutto quando la Meloni celebrerà il governo, cioè il fatto di essere diventato ufficialmente il governo più duraturo della Repubblica Italiana, da quel palco partiranno diversi annunci, e uno di questi con molta probabilità sarà
proprio questo legato ai dublinanti. Leggo anche questo messaggio incomprensibilmente pieno di complimenti, ma lo ringrazio molto, da Adriano di Milano, che dice: al ritorno della Val Brembana, dove Radio Libertà si riceve solo nei minuti dispari, trovo la sorpresa di un'ottima rassegna stampa, concisa e nello stesso tempo esaustiva, un conduttore che non si perde in chiacchiere inutili ma sta sul pezzo senza svolazzi. Complimenti e spero che la sua collaborazione possa continuare. Grazie mille Adriano di Milano. Sulla collaborazione non lo so, lo scopriremo soltanto il 29 d'agosto alle 10 di mattina, quando io e il mio ormai compagno di viaggio fidatissimo Francesco in regia ci sopporteremo ancora, se non avremo litigato, se non avremo scazzato, se non ci saremo lanciati oggetti o sedie reciprocamente, allora forse da settembre potrò tornare alla radio, non tanto alla conduzione, io tornerò in redazione, però magari ci potranno essere delle novità. Staremo a vedere nel prossimo autunno. Allora. Noi eravamo rimasti alla questione legata alle banche, e anche agli intrecci, rapporti che ci sono con gli apparati politici. L'affaire Monte dei Paschi di Siena da questo punto di vista non è una novità, ma soltanto nelle prossime ore, nei prossimi giorni capiremo come saranno gli sviluppi. Però in questo terzo blocco direi di rituffarci a pieno regime sulle questioni più strettamente politiche legate ai partiti, e ricominciamo da quello che sta avvenendo proprio nella Lega. Ce ne parla il Corriere della Sera con un doppio paginone, pagina 12 e 13. Perché? Perché ieri hanno parlato sia Massimiliano Romeo sia Attilio Fontana, che erano ospiti della Versigliana, e queste sono state le loro parole. Al vertice Zaia, Federiga e un sindaco, i nordisti a Salvini, ora una squadra. Romeo e Fontana ci stanno già parlando, serve una soluzione prima di Pontida. Appunto i due esponenti della Lega sono stati ospiti a Marina di Pietrasanta, ci scrive Cesare Zappieri, e hanno detto: noi vogliamo sopravvivere, non morire, noi abbiamo ancora l'entusiasmo per cercare di salvare e rilanciare la Lega. Questa è la nostra volontà, hanno detto il capogruppo al Senato e il presidente della Regione Lombardia, che hanno scelto il palco del Caffè della Versigliana in versione ridotta per la pioggia, per lanciare una sorta di pre-ultimatum al leader del partito. Il punto di ritorno è il raduno di Pontida fissato per il 20 settembre. Entro quella data il vertice della Lega deve cambiare, non più un uomo solo al comando, e Romeo e Fontana a questa specifica domanda parlano di una squadra, ma poi precisano che per evitare che si scada nell'assemblearismo, che si punta sul numero ristretto. Nessun passo indietro di Salvini, non vogliamo tagliargli la faccia, assicurano, ma deve essere affiancato da Luca Zaia, ma possibilmente anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dice sempre Romeo. Io tutto questo l'ho detto a Salvini: quando c'è una spinta di rinnovamento la devi cavalcare anche tu. Quando c'è un amico che sta andando a sbattere la testa contro il muro, se sei amico gli dici: guarda che stai andando a sbattere, correggi il tiro. Tempo da perdere non ce n'è, spiegano i due esponenti. Più passa il tempo, più la lacerazione rischia di diventare irreversibile. L'articolo continua nella pagina 12 del Corriere, che rimarca anche un piccolo episodio avvenuto tra il pubblico. C'era anche il fratello di Verdini, scatta una foto, e poi è partita anche una contestazione di alcuni pro Matteo. A pagina 13 c'è in qualche modo la replica da parte di Matteo Salvini: coinvolgere i governatori, intendo farlo da mesi. L'insofferenza del leader, che però apre
a un incontro, ce lo scrive Marco Cremonesi, che Matteo Salvini fissa l'appuntamento. Faremo di sicuro una grande Pontida. La battaglia è quella di sconfiggere le sinistre. In taglio basso Paola Di Caro ci mostra le critiche di Zangrillo a Tajani e l'irritazione del segretario, le tensioni su ruoli e legge elettorale, le mosse del ministro, il leader e la spinta per un'intesa sulle preferenze, quindi anche dentro Forza Italia c'è un po' di malumore, il responsabile della pubblica amministrazione contesta uno scarso coinvolgimento nel piano antiburocrazia. Così, questo è quello che ci dice Corriere della Sera, che poi ci dà anche conto di una protesta, lo striscione con la scritta "Una Lega rinnovata o una Pontida di rivolta" è apparso alle porte del Pratone di Pontida, dove dal '90 ogni anno si tiene il raduno del Carroccio. A un mese dall'evento fissato per il 20 settembre, la scritta segnala le divisioni interne al partito. Al centro la leadership di Salvini a capo della Lega dal 2013. Vediamo poi i malumori all'interno della Lega che proseguono anche su Repubblica nelle pagine 16 e 17. Fontana e Romeo ancora contro Salvini, Zaia piace di più alla Versigliani e leghisti del nord contestati da militanti del Carroccio di Firenze e di Napoli. In platea anche Verdini Junior, dalla richiesta del passo di lato ai timori per le prossime elezioni politiche. Nell'ultimo consiglio direttivo della Lega Lombarda diversi dirigenti avevano chiesto un passo indietro al segretario Salvini, i governatori del nord chiedono un cambio di linea e Fontana ha invitato Salvini a un passo di lato. Salvini ha ribadito invece il proprio no a un nuovo congresso e ha rilanciato Pontida, invitando Le Pen e altri leader della destra europea. Il sondaggio alla mano, alla politica, il partito rischierebbe di scendere da 90 a 30 parlamentari eletti tra Camera e Senato. In taglio basso viene intervistato il segretario del partito a Bergamo, Sala, che dice che il leader è appannato e vede un brutto clima verso Pontida. Fabrizio Sala, segretario della Lega a Bergamo, dice è una questione politica di identità. Io stesso vengo chiamato da altri segretari provinciali non lombardi. Anche in Veneto c'è caos. Durante l'intervista fatta per l'appunto da Marco Pucciarelli, che aveva già intervistato nei giorni scorsi diversi esponenti della Lega, anche quelli più vicini a Salvini. Fabrizio Sala ha una domanda sui focolai di proteste in giro per la Lombardia da 2 anni, espressi da Romeo, dice: "È vero, Bergamo è forse il territorio più caldo. Abbiamo fatto di tutto per sedare le contestazioni. Ora non siamo qui per rompere, ma per rilanciare un movimento appannato, prendendo magari gli insulti anche contro il nostro interesse personale". Non è anche una questione di posti? Gli viene chiesto. No, non abbiamo mai affrontato il tema, è una questione politica, di identità. Io stesso vengo chiamato da altri segretari provinciali non lombardi. In Veneto altro caos. Gianna Gancia, l'abbiamo letto ieri, l'intervista alla consigliera regionale piemontese della Lega, dice che chi protesta adesso è opportunista. Che cosa ne pensa? Non è vero, prima abbiamo sedato la rivolta, facciamo i direttivi regionali solo da 1 anno e mezzo, da quando c'è Romeo. Poi mi fanno ridere quelli che oggi fanno finta di nulla e dopo nei corridoi puntini, puntini, puntini. E se Salvini non vi dovesse ascoltare, che cosa succederà? Penso che lui sia molto intelligente e ascolterà, valuterà l'immagine del leader appannato e quindi serve una squadra attorno a lui. Quindi sta parlando di Zaia e di Federica. Basta guardare cosa è successo in Veneto, dove in termini di voti si è doppiato Fratelli d'Italia grazie a lui, a credibilità territoriale e consenso. La stessa operazione che fece Salvini con Vannacci, trainando
un sacco di voti. Così, intervista a Fabrizio Sala a pagina 16 del quotidiano Repubblica. Per quanto riguarda invece La Stampa di Torino, e andiamo a pagina 10, perché La Stampa parla di ultimatum a Salvini, ora gestione collegiale, Zaia ha più appeal, il pressing di Fontana e Romeo, ormai i sondaggi sono impietosi, la richiesta di una segreteria allargata prima del raduno di Pontida. Le parole di Attilo Fontana: se abbiamo accelerato è anche perché quelle che oggi sono piccole ferite rischiano di infettarsi, mentre Massimiliano Romeo ha dichiarato: la dirigenza si è scollata dal mondo reale e da ciò che chiede la gente. Ci siamo un po' imborghesiti, cresce l'insofferenza anche tra i fedelissimi del ministro dei trasporti, questo secondo quello che viene scritto da La Stampa a pagina 10. Veniamo invece a Il Giornale, che all'interno, pagina 6 e 7, invece dà una chiave di lettura diverso, proprio a partire dai fedelissimi di Salvini, che assicurano: Matteo è al lavoro per unire, i militanti sono con lui. In ogni caso la conta sarà a Pontida, c'è molto dibattito e l'entourage dice mai messo in discussione il coinvolgimento dei governatori. L'attacco di Borghi lo fanno soltanto per i posti in lista. A pagina 7, sempre del giornale, si ritorna alla sfida d'ordista espressa da Romeo e Fontana ieri alla Versigliana. Così non va, serve una nuova squadra. Il capogruppo e il presidente della Lombardia chiedono una soluzione prima di Pontida. Bisogna coinvolgere Zaia e i governatori del nord. La leadership va condivisa e Matteo deve farne parte. C'è malumore nella nostra gente. Finiamo ai minimi termini. Il dibattito è stato interrotto da un gruppo di contestatori pro Salvini, che ha così urlato la loro vicinanza a Matteo Salvini. Il capitano non si tocca. Vengono riprese poi nell'articolo de Il Giornale i virgolettati dei due protagonisti ieri alla Versigliana: noi non attacchiamo il segretario, ma ci deve rispondere se accetta o meno la proposta. Ci siamo imborghesiti, la dirigenza leghista si è un po' distaccata dal mondo reale, il partito si è schiacciato a destra, siamo la brutta copia degli altri. Torniamo alla questione del nord. Taglio basso alla firma di Nico Spuntoni. Vannacci intanto litiga coi preti, ma punta anche al voto dei cattolici. Polemica per l'appellativo di Camerata rivolta a San Paolo, e c'è stato però il silenzio dei vescovi sulle parole del generale. Così a pagina 6 de Il Giornale. Il Giornale che, proseguendo però, lo possiamo vedere immediatamente dopo, a pagina 8, torna inevitabilmente a parlare del caso di Sigfrido Ranucci. Tra la vitola e Ranucci, messaggi in codice, ecco cosa non torna sul luogo dell'attentato. Già nel 2024 il telefono del faccendiere aveva agganciato la cella nei pressi della casa del giornalista. Perché richiedere l'indirizzo nel settembre 2025? E ancora, perché il conduttore non si è limitato a dare l'indirizzo, ma ha fatto riferimento a 2 auto parcheggiate? La lettera di Lavitola dal carcere alla compagna: non sono lucidissimo anche se sto bene, avrei dovuto ascoltarti, viene qua proposto. A pagina 9 si parla delle chat segrete. Sigfrido, uomo delle balle, così la sua collaboratrice si sfogava con la boccia. La Cianfoni, amica di Lavitola e vicinissima al giornalista, lo smaschera. Sbugiardato Ranucci che nega i rapporti con Maria Rosaria Boccia. Tra loro sono intercorse 1000 videochiamate. Alla faccia, così poche. Ecco, poi in taglio basso ci provò con me un predatore, la denuncia del cronista che abbiamo affrontato ieri sulle pagine del Tempo, il racconto delle avance subite in Rai. Il conduttore però replica: è già stato tutto archiviato.
nella sua autobiografia erano state raccontate le avventure con stagiste, fonti di Report e l'autoelogio del seduttore. Così quindi i paginoni centrali, pagina 8 e pagina 9 de Il Giornale, mentre a pagina 10 c'è un'interessante intervista a Carlo Freccero, esperto televisivo, ex direttore di Rai 2, che invita Ranucci ad andare in TV all'uno contro tutti. Sono molto stupito da quel sondaggio, quello per il quale appunto il conduttore di Report veniva visto come un possibile leader del campo largo di centrosinistra. Secondo Freccero l'azienda poteva allontanare il conduttore, ma adesso, intervenuta la politica, non può più farlo. Per quanto riguarda i rapporti con Walter Lavitola, Roma è fatta così: di ristoranti, trattorie, caffè, poteri e carriere. Io mi fido di quello che dice Freccero, però mi fido di più di quello che dice il mio regista Francesco, che Roma penso la conosca abbastanza bene, ma proprio poco, poco, poco. Però noi ne approfittiamo per balzare sulle pagine del Tempo, che è uno degli organi di informazione protagonisti assoluti, sull'affaire Ranucci-Lavitola, il paginone della copertina di oggi del Tempo è la giravolta di Report, da programma d'inchiesta a squadrismo rosso contro la destra. Uno studio analitico dice che sono state puntate temi e argomenti dove la gestione Ranucci ha scelto la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. L'editoriale a firma di Daniele Capezzoni, il direttore del Tempo: Sigfrido, viene giù tutto. Presto i compagni ti tratteranno come Sumaoro fingendo di non conoscerti. Ed è una prospettiva non esattamente esaltante quella eventualmente per Ranucci. Pagina 2 e 3, la giravolta di Report, prima programma d'inchiesta, poi propaganda rossa contro la destra. La gestione di Ranucci ha scelto la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni, ci dice Alessio Buzzelli, e poi le balle di Sigfrido sui compensi. Ancora una volta il giornalista torna ad attaccare il Tempo sullo scoop delle spese di Report, ma tutto è stato esposto in maniera trasparente nel nostro pezzo, dice il Tempo. È stato scritto più volte che le cifre sono comprensive delle spese di produzioni. In taglio basso le passioni di Sigfrido il Caldo e il silenzio assordante delle femministe. Riecco la doppia morale della sinistra, che deve valere per gli altri ma non per i propri testimonial. A pagina 3, incontri a base di pesce, la vongola non dà tregua, Valterino e Guido Rotolo attovagliati al Cefalù Bistrò. Lavitola e il cronista giudiziario, che è il fratello gemello di Sandro Rotolo, capo informazione del PD ed ex braccio destro di Michele Santoro in televisione, è lui che presentò il faccendiere ristoratore al conduttore di Report Ranucci. Saltiamo a pagina 4, esplode il Me Too in salsa Ranucci, perché c'è una protesta delle parlamentari di Fratelli d'Italia dopo le rivelazioni della giornalista Angela Camuso. Forza Italia chiede chiarezza ai vertici Rai, mentre la sinistra rimane ancora una volta in silenzio. Il doppiopesismo dei buoni, colleghe, stagiste e racconti hot, ma la sinistra non parla di patriarcato. Se i comportamenti di Ranucci fossero stati tenuti da un personaggio di destra, sarebbe scoppiato un putiferio. Pagina 5, dopo la lettera del Tempo, indignazione e stupore in Rai per i comportamenti di Sigfrido. Comportamenti di Sigfrido Ranucci, dopo la denuncia di Angela Camuso, già nel 2021 in vigilanza arrivò un dossier sul conduttore poi assolto. Le rivelazioni della giornalista hanno scosso le dipendenti e le giornaliste della televisione pubblica. I
progressisti non dicono una parola sul trattamento che in certe comunità islamiche si riserva alle donne. Questo è sempre in riferimento ai comportamenti non del tutto appropriati tenuti da Sigfredo Ranucci nei confronti della giornalista che aveva inviato e fatto pubblicare la lunga lettera aperta a Sigfredo Ranucci, per l'appunto pubblicata su Il Tempo. La Verità va subito ad analizzare il caso Ranucci nelle pagine 2 e 3, inchiesta con sorpresa, usiamo Signal, Sigfrido e Walter hanno molte cose da nascondere, 3 puntini di sospensione, Fabio Amendolara analizza gli atti dell'indagine bomba che sono pieni di conversazione tra i due che parlano di tutto ma che in più occasioni passano a canali coperti e non intercettabili, come quando discutono delle carte in mano agli inquirenti e quindi si sarebbero comportati anche in maniera furbina, diciamo così, Ranucci e Lavitola per non farsi intercettare. Querele per tutti, ma non per Lavitola, dice Filini, il parlamentare di Fratelli d'Italia, confermata l'azione legale contro il giudice Forleo. Ieri abbiamo cercato un po' di dibattere insieme a voi se questa querela fosse stata effettivamente portata a termine oppure no, perché c'era stato un disaccordo tra Ranucci e il suo avvocato e appunto da Fratelli d'Italia si dice che Ranucci minaccia denunce a chiunque ma risparmia il suo amico. Il conduttore poi dice: io perseguitato dal 2000. A pagina 3 in tutto questo la sinistra scarica Ranucci, ce lo dice Francesco Borgonovo. Le ultime uscite del giornalista imbarazzano pure chi lo aveva difeso. Repubblica ironizza ed è questo infatti il virgolettato tratto dal Quotidiano Romano: che bisogno hai di tirare in ballo Trump, la destra israeliana e la P2, però se Mr. Report si è montato la testa, la colpa è anche di finora chi lo ha santificato, che appartiene alla sua area politica, non vuol farsi trascinare in ambigui pantani, quanto a inventare trame oscure, i fogli progressisti sono stati sempre in prima linea, ci dice per l'appunto Francesco Borgonovo. Chiudiamo questo blocco facendovi vedere una notizia che in realtà riporta praticamente da sola La Stampa. A proposito di giustizia, non parliamo più di Ranucci o di giornalisti, di mondo dell'informazione, bensì di quello che è stato annunciato direttamente da De Pasquale, da Fabio De Pasquale, che ha rassegnato le dimissioni dalla magistratura dopo l'assoluzione in Cassazione sul caso Eni Nigeria. Aveva confidato a persone a lui vicine di non ritrovarsi più in questa magistratura. Questo infatti è il titolo principale che appare a pagina 13 della Stampa. Non ha senso continuare. Il PM di Craxi e Berlusconi lascia la toga in anticipo. Andrea Siravo, per l'appunto, ci racconta un po' chi è Fabio De Pasquale e i motivi per cui l'hanno portata a questa scelta. Era accusato di non aver depositato delle prove favorevoli alle difese e ora non si esclude che si possano aprire le porte per incarichi internazionali. Le accuse che lo vedevano protagonista nel processo sulla presunta maxi tangente che i manager di Eni Nigeria avrebbero versato a pubblici ufficiali nigeriani. De Pasquale era accusato di non aver depositato prove favorevoli alle difese degli imputati, mentre invece poi ci sarà l'assoluzione per lui. Con il PM Sergio Spadaro è stato assolto dalla Corte di Cassazione. In precedenza invece era stato condannato a 8 mesi di reclusione, pena sospesa dalla Corte d'Appello di Brescia. Per chi volesse saperne di più, ecco quindi a pagina 13 della Stampa i motivi delle dimissioni di De Pasquale dalla magistratura. Molto molto bene, è il momento quindi di fare cassa in un certo senso, ma non appena scoccheranno le 10 di mattino ci ritroverete ancora qua e tutti insieme ci prepareremo a una lunga scalata solitaria d'amore, un'arrampicata che
fece ballare e cantare tutti i telespettatori del Festival di Sanremo del 2002. Ma allora, ma dove volete andare? Ma del resto non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Salirò, salirò tra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, 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 preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato. Il resto qui distrutto, disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un puntino lontano, lontano, lontano. Preferirei ricominciare piano piano dalla base tra le rose, lentamente risalire. Prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi: amore, in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole un arcano a motore. Salirò, 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 salirò tra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, salirò, oh, non so ancora bene quando, ma provando e riprovando salirò, salirò fino a quando sarò solamente un puntino lontano, 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 lontano. Pompa. Eh sì, fu una vera bomba musicale estiva quella di Daniele Silvestri con la sua Salirò, che fece epoca 24 anni fa, nonostante poi in realtà a quell'edizione del Festival di Sanremo del 2002 si classificò al 14° posto nella categoria Big, ma comunque
riuscì ad aggiudicarsi il premio della sala stampa Radio e TV. Nel frattempo, bentornati alla rassegna stampa, vi ricordo il 340 670 9659 per scriverci, mentre a brevissima, proprio questione di minuti per non dire secondi, potete già prenotarvi telefonandoci allo 02 92 94 7222 e veramente in pochi istanti vi darò voce. Nel frattempo, prima di proseguire con la rassegna stampa e per vedere se ci sono eventuali telefonate da casa, leggo altri WhatsApp che sono arrivati negli scorsi minuti. Vediamo un po' velocemente che cosa mi avete scritto. Sapete che se passa la direttiva non potremo più ristrutturare casa se non col 60% di energie rinnovabili, e che tra poco a settembre, se non si blocca, avremo la PEC per revisionare e comprare e vendere l'auto. Agenda 2030 prosegue. Queste sono le cose importanti. Poi mi scrive Antonio: a me farebbe molto piacere che continuasse lei la rassegna stampa, perché secondo me gli dà il giusto taglio, né noiosa né umoristica. Grazie, troppo gentile. Poi c'è Lorenzo, ha ascoltato Romeo Fontano, postura di due che si sentono in colpa, non hanno proprio risposto alle domande. Zai e Federica perché non si espongono? Sono stati ripetitivi e sono anni che sento queste cose. Poi Romeo è responsabile per la Lombardia, è lui che deve trovare soluzioni. Il capitano va bene. Sono i suoi subalterni che non trovano soluzioni. Finalmente un conduttore che legge la rassegna all'altezza di una radio. Complimenti, grazie, però insomma non sottovalutate, non dimenticate il grande Sammy, che insomma è un maestro assoluto da questo punto di vista, e tornerà lunedì 31 agosto dalle ore 8:30. E infine Antonia ci scrive: queste diatribe contro Salvini fanno felici Forza Italia e sinistra. Inoltre sono anti-ponte. Molto bene, ci dicono che stanno arrivando una serie di telefonate. Allora cominciamo pure a passare la prima. Pronto, buongiorno. Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, bentornato. Allora, vorrei tornare sul discorso del problema dei dublinanti. Sì. E che la sinistra ci dice che la Meloni qui, la Meloni là, la Lega e tutto il resto. Ma abbiamo fatto un conto di quanti soldi ha preso l'Italia all'epoca governata dal centro-sinistra quando Letta firmò il discorso legato al trattato di Dublino? Quanti miliardi sono arrivati in Italia, o quanti milioni, adesso non lo so. E dove sono finiti quei soldi? Quante cooperative la sinistra ha creato per la gestione dei clandestini che arrivavano nel nostro paese? Quanti affarucci tanto sporchi sono arrivati alla sinistra? Qualcuno è anche finito sui giornali, gente che apriva delle aziende e che dopo 3 mesi girava col Ferrari. Anche lo stesso Sumaoro, ma soltanto l'ultimo, perché è l'ultimo che mi viene in mente, semplicemente perché ha un cognome riconoscibile. Però quanti Sumaoro made in Italy ci sono stati in Italia, vicini alla sinistra, che si sono riempiti le tasche con la gestione dei migranti? Guarda che ne abbiamo anche qua a Mantova, che hanno fatto i soldi con questo modo. Però naturalmente di questo la sinistra non ne parla, perché degli affari sporchi in casa propria è meglio mai parlarne. Sarebbe utile sapere quanti soldi l'Italia gestita, guidata dal centro-sinistra, ha preso per diventare la pattumiera d'Europa. Perdonami, uso questo termine vannacciano, ma io non sono con Vannacci. Vannacci sta semplicemente sfruttando la situazione a suo favore, e lo farebbe chiunque al suo posto. Io rimango fedele a Salvini e secondo me è sempre una questione di poltrone. In pratica vogliono commissariare Salvini, lasciando Salvini a tenere la faccia del partito a livello nazionale ed internazionale, ma in pratica utilizzandolo come una marionetta. Come marionette sono anche la Russia, l'Iran, la Nord Corea e tutti i paesi che girano intorno alla Cina, che fanno la faccia grossa, ma dietro c'è la Cina. Questo non c'entra niente, era soltanto un aggancio. Grazie, ti saluto. Grazie mille a te Marco, sempre per le tue opinioni molto interessanti. Andiamo allora subito con la prossima telefonata. Grazie mille Francesco. Pronto, buongiorno. Buongiorno signor Lorenzo, Lisetta. Buongiorno a lei Elisetta, ben trovata. Allora, per il bene della nostra Lega, signor Lorenzo, il confronto secondo me resti al nostro interno.
Mhm. Cioè, io vorrei dire questo, il futuro della nostra Lega merita un confronto vero, aperto, dico io, e anche molto franco, ma penso che questo confronto, signor Lorenzo, debba avvenire innanzitutto all'interno del movimento, nelle sedi opportune. È lì che dobbiamo confrontarci, secondo me, con chiarezza e assumerci la responsabilità delle nostre posizioni, senza affidare alla stampa, dico io, un dibattito che riguarda prima di tutto noi. Seconda cosa sul femminicidio, che se ne parla sempre meno, Sì. purtroppo. Ai carabinieri io chiedo di dire alle donne che denunciano che si facciano la valigia, che lasciano tutto, la casa e il lavoro, e che spariscano, perché non c'è altro modo di proteggere una donna che denuncia il suo ex compagno che la molesta. Nient'altro, per oggi ho finito. La saluto e buona giornata. Una buona giornata a lei, cara Lisetta, e grazie sempre per telefonarci. Nel frattempo io torniamo un attimo sui giornali, perché faccio vedere quello che è successo, che sta succedendo anche in queste ore, in questi minuti nel nord Italia, ma ieri sono arrivati diversi nubifragi dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia dopo il caldo, danni e allagamenti. Ne parla il Corriere della Sera, pagina 21, un articolo a firma di Virginia Nesi. È saltato anche il concerto di Saldavinci, qua non mi permetto di aggiungere nessun tipo di battute, però un fulmine ha mandato invece in tilt la stazione di Ventimiglia, e c'è diverso caldo anche al sud. Posso assicurare che questa mattina, per esempio, a Milano, e penso anche in molte altre parti della Lombardia, la pioggia è veramente, veramente tanta. Sempre sulle pagine del Corriere della Sera, ci trasferiamo, come cerco sempre di fare in questa mezz'oretta finale, su alcuni temi un po' più leggeri, un po' più chiamiamoli anche di intrattenimento culturale. A pagina 36 il Corriere della Sera ci parla del ritorno dei Kasabian, che dicono voltiamo pagina. Il leader Pizzorno parla espressamente di anni bui dopo la cacciata di Meghan, e molti artisti però sono bravi sui social, ma fanno musica terribile, come Dari Torto. Ci parla poi anche lo stesso leader dei Kasabian di un brano scritto per i parenti e gli amici che ha perso. Lui dice: in genere scrivo di quello che non so affrontare. I Kasabian, appunto, che sono tra le band rock più amate di inizio millennio, ha aggiunto di aver voluto estromettere il frontman Tom Megan, condannato per violenza domestica dopo aver aggredito la fidanzata. Se sono riusciti a non soccombere è stato grazie al chitarrista Sergio Pizzoni, che era già la mente del gruppo, ma ne ha assunto il ruolo di leader, e ora li traghetta nel loro Act Free, come si intitola il disco in uscita il 4 settembre, terzo lavoro della nuova era. Mi pare che ci sia un altro ascoltatore in attesa. Allora, pronto? Buongiorno, chi parla? Salve Lorenzo, sono Ornella. Buongiorno Ornella. Ascolta, io volevo tornare un attimo su Papa Leone. Sì? Penso che la sua partecipazione al meeting di Rimini sia un valore aggiunto, secondo me, porterà qualcosa di buono, e penso che qualcosa stia cambiando, perché anche come si chiama, la destituzione di Don Biancalani. Sì. E vi ricordate, non so, per esempio quando Gesù andò nel Tempio, cacciò i mercanti nel Tempio? Ecco, la casa di Dio non è un bivacco per clandestini. Io penso che qualcosa finalmente nella Chiesa stia cambiando. Questo vale anche per il cardinale Zuppi. Salve, grazie. Perfetto, grazie a lei, e ricordiamo anche che a breve, insomma, dovrebbe anche venire rimosso il segretario di Stato Vaticano Parolin, che ha molto legato a Papa Francesco. Quindi sì, in effetti Papa Leone sta mettendo abbastanza anche silenziosamente, ma una serie di importanti
rivoluzioni, chiamiamolo così, all'interno della Chiesa, e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni proprio con la sua partecipazione al meeting di Rimini, ricordiamo 44 anni dopo l'ultimo Papa che era stato ospite, ovvero Giovanni Paolo II. Chiedo se c'è un'altra telefonata, mi pare proprio di sì. Grazie mille Francesco, prego, mandiamo pure in onda. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Gino. Qualche considerazione, soprattutto sul problema sempre degli immigrati. Vedo che in questi giorni la sinistra si straccia le vesti, la Svezia ce li rimanda, l'Austria pure, la Svizzera pure, però non si ricordano. Addirittura Renzi addirittura ha parlato, è uno scandalo Renzi, che ai tempi suoi, con il suo governo, ne ha fatti entrare circa 600.000. Renzi parla, ma che pensano? Che noi siamo tutti stupidi e certe cose non le ricordiamo? Questo pensano la sinistra che è comunista, è contro l'Italia, è contro gli italiani. Questo bisogna dirlo apertamente. A loro dà fastidio, sono contro l'Italia, gli italiani sono, è contro la sovranità. Ecco, tutto qui, grazie. Grazie mille a lei Gino e un buon proseguimento di giornata. Allora, rapidamente, anche se non è esattamente una notiziona, però è una di quelle che perlomeno nel Regno Unito fa scalpore, sta facendo discutere, perché c'è il tanto agognato, atteso ritorno a casa di Harry e Meghan, e Re Carlo si dice pronto a perdonarlo, e però il governo britannico ha voluto mettere in chiaro che dovranno essere loro a pagarsi la loro scorta. Il duca e la duchessa di Sussex scelgono di crescere i figli in Gran Bretagna dopo diversi anni passati negli Stati Uniti e anche dopo anni di crisi con la stessa famiglia reale. Se interessa, l'articolo intero a firma di Maria Corby lo trovate a pagina 17 della Stampa. Però passiamo invece a un altro quotidiano e passiamo a tematiche astronomiche, diciamo così, perché Repubblica a pagina 43, e la apriamo immediatamente, ci parla del viaggio verso Marte che passa anche attraverso l'Italia. Paolo Bellomi, che è il CEO di Finisterre, e Giacomo Cao, presidente del distretto aerospaziale della Sardegna, raccontano il progetto Small Mission to Mars, e l'articolo, che appunto si può trovare a pagina 46, a pagina 43 del quotidiano Repubblica, ci dice che guardare a Marte con una prospettiva nuova, dimostrando che anche una missione di dimensioni contenute può aprire scenari finora considerata fuori portata, è considerata la sfida al centro di Small Mission to Mars, MS è l'acronimo, il progetto sviluppato all'interno del consorzio di cui fa parte anche Finisterre, azienda di Roma specializzata nello sviluppo di soluzioni di propulsione orbitale ecocompatibili. Stiamo cercando di creare un consorzio per cominciare a creare e a lavorare su questa missione di landing sul pianeta rosso, spiega Paolo Bellomi, CEO di Finisterre. Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie sviluppate in buona parte del nostro paese. La missione punta a trasportare circa 200 kg di carico utile nell'orbita marziana e successivamente a realizzare l'atterraggio sulla superficie del pianeta grazie a un sistema di aerofreni sviluppato dal consorzio. L'elemento principale consiste in un prototipo di fabbrica capace di realizzare mattoni utilizzando la regolite, cioè il terreno marziano, attraverso un processo brevettato dal professor Giacomo Cao, che rappresenta la vera anima della missione, prosegue Belloni. Questa tecnologia potrebbe consentire di porre i principi fondanti della futura terraformazione di Marte, e questo sarebbe il primo passo per creare uno space shelter, o una
prima abitazione. È una tecnologia che vale davvero la pena provare, assicura. Accanto all'obiettivo principale sono previsti anche 2 esperimenti collaterali. Uno riguarda la dimostrazione di un drone a decollo verticale dotato di eliche progettate per operare nell'atmosfera marziana, che avrà il compito di effettuare ricognizioni nelle vicinanze del punto di atterraggio. L'altro invece prevede il rilascio di un piccolo payload destinato a svolgere osservazioni attorno a una delle lune di Marte. Tra gli aspetti più sfidanti del progetto c'è anche la possibilità di utilizzare un lanciatore di dimensioni contenute. Abbiamo lavorato a lungo sulla fattibilità dell'utilizzo di un lanciatore di piccola taglia per uscire dal pozzo gravitazionale terrestre e raggiungere l'orbita marziana in circa 180 giorni, sfruttando tecnologie già esistenti come Vega C e Vega E. Finisterre sarà responsabile dello sviluppo del veicolo per il trasporto orbitale. Si tratterà di un veicolo avanzato alimentato con propellenti verdi, compatibili sia con l'atmosfera marziana sia con le operazioni sulla Terra. Il suo compito sarà quello di fornire l'impulso ed eseguire le manovre per superare il pozzo gravitazionale terrestre, accelerare su una traiettoria di trasferimento iperbolica e inserirsi in un'orbita attorno a Marte ad alta ellitticità. Il modulo consentirà quindi di inserire il carico utile su una traiettoria di discesa su un ruolo marziano frenato da dispositivi aerodinamici dispiegabili, e questo quindi, se può essere di vostro gradimento, potete continuare a leggere il lungo articolo che si trova sul inserto Focus Innovazione a pagina 43 di Repubblica, appunto il viaggio verso Marte che passa anche per l'Italia. Concluso questa divagazione, ma non irrilevante, sul viaggio nel pianeta rosso, direi di passare sulle pagine de Il Giornale, che troviamo 2 notizie a livello sportivo, una che riguarda strettamente l'Italia, e fra poco la vedremo perché, come in qualche modo anticipato nelle scorse ore, nell'ultimo blocco, oggi si celebrerà l'inaugurazione dei giochi diplomatici Taranto capitale del Mediterraneo. Ne parla Stefano Arcobelli su Il Giornale a pagina 29. E oggi al via, appunto, parte la manifestazione sostenuta dal governo dopo i problemi organizzativi. Tortu e Testa portabandiere, e ovviamente saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presenti entrambi alla apertura. Il sostegno del governo è stato decisivo perché si potesse arrivare al compimento della missione. La presenza delle massime autorità dello Stato, da Mattarella a Meloni da La Russa a Fontana, e di ministri come quelli per lo sport Andrea Bodi e il coinvolgimento diretto del CONI, che presenta una variegata rappresentanza di campione azzurro, hanno consentito di salvare questi giochi mediterranei al via sotto l'effetto di trionfi europei recentissimi nell'atletica e nel nuoto, e proprio dalle discipline olimpiche più prestigiose arrivano i volti di campioni celebrati che dovrebbero assicurare ancora diverse medaglie d'oro, a partire dal portabandiera Filippo Tortu, che sfilerà stasera insieme alla pugile Irma Testa, al rientro dopo la delusione di Parigi 2024, delle Olimpiadi estive tenute 2 anni fa. L'altro mattatore olimpionico è naturalmente Gianmarco Tamberi, poi ci sarà la nuotatrice Benedetta Pilato che domani nei 100 metri rana, lei che è tarantina ed è la più felice di questo momento simbolico, perché grazie ai mediterranei Taranto potrà
utilizzare come eredità una piscina da 50 metri, da sempre sognata dalla stessa Benedetta Pilati, emigrata poi a Torino e poi Roma. Questo appunto è il racconto di quello che avverrà nella giornata di oggi a proposito dei Giochi del Mediterraneo. E nel frattempo, altra novità nel lato sportivo, perché Carlos Alcaraz ha sciolto la riserva, giocherà e parteciperà ai prossimi US Open. Lo spagnolo ritornerà dopo ben 4 mesi di assenza e dentro il weekend è attesa la decisione anche di Yannick Sinner. Credo che ci sia un'altra telefonata in attesa, possiamo pure trasmetterla. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, la sentiamo. Buongiorno. Sento male. Tanto volevo fare i complimenti per la trasmissione e la lettura dei giornali e complimenti davvero, c'è il migliore in questo periodo. Quindi spero che potrai altri programmi sulla libertà. Vedremo, la sentiamo un po' maluccio, però ho compreso che appunto lei ha fatto complimenti e mi ha chiesto se continuerò con radio. Vedremo. Fra pochi giorni ci saranno delle novità in vista di settembre, vedremo comunque. Sarò più preciso a fine agosto. Pronto? Temo che purtroppo la linea è veramente molto disturbata. Nel caso volesse richiamare, naturalmente lo rimetteremo in onda, ma penso che fosse proprio in una posizione non semplicissima, forse anche dettata in tutto questo da un maltempo che, almeno per questa mattinata, non lascia molto scampo a Milano e alla Lombardia. Ma in attesa di altre telefonate, io mi sposto verso il quotidiano Libero per 2 segnalazioni diversissime tra loro, ma altrettanto curiose. A pagina 19, un po' ne avevamo parlato nei scorsi giorni, ma Luca Puccini ci ricorda che sempre più balene e capodogli ci sono, vengono avvistate sul Mar Ligure, paradiso dei cetacei. All'interno del santuario Pelagos, fra Italia e Costa Azzurra, da maggio ci sono stati oltre 150 avvistamenti, molto più che in passato. Interessante anche questo articoletto che parla della strana volpe che ruba le ciabatte davanti alle case. Le hanno dato pure un nome, Agostina, che fa rima con la volpe malandrina, che da qualche settimana questa volpacchiotta dal pelo rosso e dalle orecchie a punta si diverte nel borgo di Incino, in provincia di Belluno, a rubacchiare le ciabatte che gli abitanti lasciano fuori dall'uscio di casa e a disseminarle qua e là nei vicoli del paesino. Nessun mistero, nessuno scandalo, anzi oramai Agostina è diventata la mascotte di Incino, irresistibile, giocherellona e ben voluta da tutti. E quindi insomma molto, molto tenera questa volpe che fa un po' di scherzi nel bellunese, ma è che è veramente ben voluta da tutti i cittadini, da tutta la comunità. Restando invece nelle pagine di Libero, e questo articolo penso che farà piacere al nostro collega amica Beppe, perché il nostro Giuseppe Braga è un fan scatenato degli Squallor, irriverenti, surreali e un po' volgari. Gli Squallor tornano in radio e dal vivo. I 4 membri storici della band che segnò gli anni 70 e 80 purtroppo non ci sono più, però il figlio di Daniele Pace ha deciso di farli rivivere con una emittente monotematica e con l'opera Squallid Orchestra che si esibisce in tutta Italia. Per quindi chi fosse appassionato e che fosse nostalgico di questo gruppo che comunque ha scritto, ha fatto la storia della musica italiana, insomma vi consiglio di leggere l'articolo che trovate a pagina 27 del quotidiano Libero. Ci restano soltanto giusto un paio di minuti e allora chiudiamo in bellezza con un'altra storia divertente che ha a che fare con gli animali. Abbiamo parlato prima della volpe in provincia di Belluno, ma qua io vi illustro una notizia che potrebbe essere una notizia che i nostri amici nemici barbari eleganti potrebbero raccontare nelle loro trasmissioni, perché che cosa è successo? La prendiamo
da pagina 23 della Verità, sempre nella rubrica di Silvia Di Paola, La verità degli altri, che ci dà fornisce dei piccoli racconti dal mondo. E sentite qua che cosa è successo. Tra foto e immagini di uomini e donne che hanno scelto OnlyFans per dare vita al proprio business, potrebbe capitare di incrociare il profilo di Only Mars, che contiene solo contenuti dedicati alle marmotte. Questa è l'idea che hanno avuto dei ricercatori dell'Università della California di Los Angeles, che hanno aperto un account sulla piattaforma con foto e video di questi animali per raccogliere fondi per la loro ricerca a fronte dei tagli ai finanziamenti governativi. Ma ora il team di esperti ha fatto un ulteriore passo in avanti. Dopo aver raccolto diversi contributi economici su OnlyFans, il progetto è entrato nel mercato delle criptovalute, sempre con lo scopo di trovare fondi per continuare le ricerche sui roditori. È nata così una nuova meme coin, per l'appunto Only Mars. Questa è l'ultima curiosità che ho voluto leggervi in questa giornata. Ecco perché siamo giunti effettivamente in prossimità del segnale di stop, dunque termina anche la rassegna stampa di oggi. Io ringrazio come sempre Francesco per la più che mai imprescindibile collaborazione tecnica in regia, e grazie a tutti quanti voi per il cortese e paziente ascolto. Vi invito a restare collegati qua su Radio Libertà, perché la programmazione continua subito. La rassegna stampa ritornerà domani 21 agosto, sempre alle ore 8:30, quindi pure nella versione un po' più ridotta nella giornata di sabato. E io, sottoscritto Lorenzo Grossi, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali pressoché inesistenti, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Tantissimi cari saluti e mi raccomando, fate i bravi se potete. Ciao!